Riva Samba contro Sestrese è la sfida tra due poli opposti della città metropolitana di Genova, accomunati però dalla categoria e dall'attenzione che da anni entrambe dedicano al settore giovanile. Molti ragazzi verdestellati e arancioni cresciuti nei vivai delle due squadre che prendono parte all'incontro sotto gli occhi attenti del direttore di gara Miraglia di Imperia. Il primo lampo è della Sestrese ed equivale al gol dell'1-0. Mazzedda, ben servito in area, apparecchia per Accari, che davanti a Gaccioli lo trafigge a fil di palo e riceve l'abbraccio dei compagni. La reazione del Riva Samba è veemente. Prima Ivaldi si incuria in area di rigore e va giù. Per Miraglia è simulazione e cartellino giallo. Noi ci avvaliamo delle immagini per capire meglio l'accaduto. Serve il replay anche 8 minuti più tardi, quando Padi, servito da Cesaretti, castiga Bassu, ma il castigo più feroce è quello del guardalinee, che sbandiera il fuorigioco e per la seconda partita consecutiva nega la gioia della rete al numero 9 arancio-nero. Dall'altra parte Bazzurro della Sestrese scalda i guantoni di Gaccioli, ma è il preludio al gol del Riva Samba al termine di una splendida azione corale. Latin prima scarica sul centrocampista, poi è liberata al tiro da una grande giocata di Padi e davanti a Bassu si mostra freddissimo per il gol che vale il pari e la gioia in panchina di mister Cesaretti. Nella prima frazione c'è ancora tempo per due grandi parate di Gaccioli, prima su Accari e poi su Mazzedda, inframmezzate dal tentativo di pallonetto di Padi che prova a sorprendere Bassu senza però avere successo. Nella ripresa c'è ancora lavoro per gli estremi difensori e Bassu a chiudere la porta a Lessona, ma è solo questione di tempo, perché al 13° minuto lo stesso Lessona, servito ancora da Padi, secondo assist per lui, vince il duello con Bassu, tapin vincente che regala il vantaggio ai padroni di casa. Questa volta la Sestrese risponde, sugli sviluppi di un corner chiede il penalty, per questo contatto in area di rigore, giudicato regolare da Miraglia. Niente fallo di mano secondo il direttore di gara di Imperia, e sul ribaltamento dell'azione Giovanni Valdi non perdona, gol di ottima fattura che rende onore al numero che porta sulla schiena, il 10. 64 sul cronometro, Riva Samba 3, Sestrese 1. Il gol della mazzata definitiva per gli uomini di Schiazza arriva 3 minuti più tardi dai piedi di Cesaretti, staffilata che si stampa sulla traversa, colpisce la schiena di uno sfortunato Bassu e rotola in porta. Sul tabellino c'è scritto autorete, ma il merito è tutto di Cesaretti. Finisce con un 4-1 un po' sorpresa in favore dei ragazzini terribili del Riva Samba. La Sestrese esce a testa bassa dall'Hans Christian Andersen.